Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro sul tema dell'educazione finanziaria. Io sono Paolo Sciascia del Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale dello Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Questo incontro cercheremo di far luce su alcuni meccanismi di base del sistema di macroeconomia e di microeconomia per spiegare, per cercare di illustrarvi come questi concetti siano importanti per orientare le scelte sulla formazione, sulle scelte di vita, di risparmio, di consumo e quindi per, in definitiva, meglio impiegare le proprie risorse. Ora io darò subito la parola al direttore generale per una breve introduzione, poi abbiamo diciamo, tre interventi dei docenti che lavorano da tempo con noi su questo tema e poi le conclusioni sono affidate al direttore generale del servizio formazione della Banca d'Italia, dottoressa Magda Bianco. Allora, do subito la parola al direttore generale e poi ecco, mi farò carico di raccogliere le domande e segnalarle ai docenti. Sta con me a affiancarmi un moderatore, il dottor Di Leo, che saluto e do il benvenuto a tutti e avvio questo incontro. Grazie. Direttore, dottor Ponticello, prego. Grazie mille, grazie Paolo. E mi presento, sono Antimo Ponticello, appunto direttore generale della Direzione per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. La nostra direzione, come si può comprendere già dal nome, si occupa proprio di orientamento e inclusione. Sono due termini che vanno di pari passo. Ci tengo in primo luogo a ringraziare gli organizzatori dell'evento e la direzione competente, il dottor Sciascia, per aver organizzato e strutturato anche interventi che faranno parte di questa sessione. Per noi è un'occasione importante per tanti motivi. Innanzitutto perché abbiamo deciso quest'anno, che è un anno purtroppo notoriamente complesso, abbiamo deciso di affiancare gli studenti in tutte le iniziative che fanno parte del percorso di istruzione e formazione, tra cui anche l'evento legato a Job e Orienta. Interveniamo con due settori che sono molto ben percepiti dal territorio, che sono l'educazione finanziaria e l'educazione stradale, che verrà poi inserita nel calendario di domani. Spendo due parole sull'educazione finanziaria, è un tema in realtà di impatto non ben percepito, nel senso che viene visto come complesso, viene visto come di difficile comprensione e in realtà, come avrete poi modo di vedere dagli interventi dei relatori che seguiranno, si tratta invece di un settore che è più semplice di quello che sembra. La finalità del nostro intervento è quello di creare una panoramica e di produrre delle sollecitazioni, delle curiosità. L'obiettivo non è quello di dare una formazione a carattere finanziario agli studenti e a chi ascolta l'intervento, ma quello semplicemente di far capire come questa materia in realtà coinvolge tanti aspetti operativi quotidiani della nostra vita, della nostra esistenza e anche degli stessi studenti. Banalmente, se si intende avviare un'attività e si ha bisogno di risorse finanziarie, si spiega come poter accedere a una forma di finanziamento per portare avanti un sogno, un progetto, un'iniziativa, oppure se si decide di comprare qualcosa online con una carta prepagata, capire come funziona questo metodo di pagamento. Per cui l'obiettivo è quello, in maniera molto leggera, in maniera molto colloquiale, dare una panoramica di questi strumenti e accompagnare gli studenti nell'utilizzo di queste opportunità. Si tratta di opportunità. Detto questo, non voglio rubare altro tempo, spero che l'incontro sia proficuo, sia utile a tutti noi, e per ogni ulteriore sollecitazione o riflessione le porte virtuali, e ci auguriamo reali, della nostra direzione sono sempre aperte. Grazie mille. Grazie direttore. Allora entriamo in medias res, vediamo queste illustrazioni e consigli che ci possono dare i nostri relatori. Allora do subito la parola al professor
Alessio Bolognesi. Grazie. Grazie Paolo, benvenuti tutti, condivido il mio schermo e condivido anche la presentazione. Allora, buongiorno studenti, dirigenti, tutti quanti collegati. Allora, io sono il professor Alessio Bolognesi, insegno economia aziendale presso l'Istituto Martin Luther King di Muggiò. Allora, come è già stato introdotto, l'educazione finanziaria è un prerequisito per l'esercizio effettivo di una cittadinanza attiva. Tra i vari fattori formativi assume particolare rilievo l'iter scolastico che noi facciamo. Quali sono i benefici di una buona educazione finanziaria? È orientarsi meglio nella realtà, ponderare meglio le proprie scelte di consumo, risparmio e investimento, in una parola, gestire meglio le proprie risorse finanziarie durante tutta la vita. Allora, qual è il mio compito e lo scopo dell'intervento che farò oggi? Dimostrare l'utilità dell'educazione finanziaria mediante esempi semplici e concreti, naturalmente cercando di incuriosirvi. Adesso, per rompere il ghiaccio, facciamo un piccolo giochino. Allora, ragazzi, collegatevi a questo sito www.menti.com e inserite questo codice, oppure col telefonino inquadrate il QR code che vedete qua a sinistra, aspettate a rispondere che adesso vado a gestire le slide. Sono solo 2 domande, un attimino. Ok, potete iniziare a rispondere alla prima domanda. Dovremmo visualizzare live quello che succede. Invito anche i colleghi a farlo. Bene, lasciamo concludere i ragazzi che continuano a rispondere. Allora, io procederei. Allora, la risposta corretta è quella più gettonata. Un interesse calcolato sul montante del periodo precedente, quindi sugli interessi già prodotti nel periodo precedente. L'andamento non è lineare, ma la curva è esponenziale. Possiamo procedere alla prossima domanda. Ecco, rispondete pure: inflazione in generale non incide sui risparmi, indica che stiamo diventando tutti più ricchi, erode il potere di acquisto della moneta. Forza! Beh, diciamo che vediamo che la risposta più gettonata è erode il potere di acquisto della moneta, quindi in teoria siete tutti bravi, siete stati bravissimi. Ok, addirittura 200 risposte, siete tantissimi collegati, bravi. Vediamo però se oltre alla teoria sapete anche la pratica. Questo sarà il mio compito. Dato che siete così bravi, io ho deciso di proporvi 2 piccoli esempi, semplici esempi. Ritorniamo alla mia presentazione. 2 semplici esempi, e nel senso vediamo un attimino di dare concretezza a questo intervento. Allora, esempio molto semplificato: prima busta paga, 1° gennaio hai avuto il primo contratto di lavoro a tempo determinato, prendi 1.200 euro netti al mese, al momento vivi ancora a casa con i tuoi. Cosa fai con i tuoi primi soldi? Ora inizi a essere un po' più indipendenti. Facciamo semplici ipotesi. Allora, vediamo: primo mese 600 euro li spendi per farti un regalo, 400 per divertirti, ne risparmi solo 200. Secondo mese acquisti spesso online, utilizzi spesso carte di credito, smartphone anche quando vai al ristorante, risparmi ancora solo 200 euro. Terzo mese, dal momento che hai già 400 euro risparmiate, non modifichi le tue abitudini. Vai avanti così per 2 anni a risparmiare 200 euro al mese. Cosa succede al terzo anno? Sei stato bravo, per meriti tuoi il contratto si trasforma a tempo indeterminato e ha avuto pure un aumento, 1.300 euro. Però questo aumento ti rende ancora più sicuro e quindi non modifichi assolutamente le tue abitudini. Cosa succede? Andiamo a vedere.
Allora, cosa succede? Che alla fine del terzo anno desideri essere un po' più indipendente. Fortunatamente i tuoi genitori, la tua famiglia ti ha già regalato una macchina usata, nel senso, quindi qual è il tuo obiettivo? È comprare una casa, che però costa 150.000 euro. Andiamo a vedere. Vediamo dei semplici calcoli. Adesso i nodi vengono al pettine. Vedete che avendo consumato troppo, avendo ecceduto in consumi voluttuari, avete messo da parte solo 9.100 euro. Da un punto di vista finanziario, la soluzione di mutuo sostenibile con la vostra attuale busta paga, cioè un mutuo con durata 30 anni e diciamo con finanziamento dell'80%, quindi dovreste anticipare 30.000 euro più le spese iniziali, imposte, spese di istruttoria, spese notarili, avreste un fabbisogno finanziario di 35.000 euro, un gap di liquidità di 25.009, in sostanza, morale della favola, il mutuo non ve lo danno, quindi avreste dovuto pianificare più con cura meglio in precedenza, includendo questo obiettivo prioritario. Ecco l'importanza della pianificazione finanziaria nella vita in modo semplificato. Adesso veniamo al secondo esempio. Secondo esempio, dopo 10 anni di lavoro hai risparmiato 30.000 euro, hai già una casa di proprietà e non hai dovuto fronteggiare particolari imprevisti, dunque puoi disporne liberamente. Come li impieghi questi 30.000 euro? Allora, 1. A. Li tengo sotto il materasso. B. Li tengo depositati in un conto corrente perché lo reputo più sicuro. C. Compro tanti titoli decidendo di investire in azioni, obbligazioni e in altri strumenti finanziari. D. Ne avete un'altra idea. Vi lascio qualche minuto, qualche secondo per pensarci. Adesso facciamo alcune considerazioni utili. Allora, guardate, l'aumento dei prezzi, ipotizzando un tasso costante di inflazione del 2%, guardate come aumentano i prezzi, 81% in 30 anni. Guardate i 30.000 euro lasciati sotto il materasso, oppure infruttiferi su un conto corrente che vi danno quasi lo 0%, e guardate come si svaluta, il potere di acquisto diminuisce fino al 45% nell'arco di 30 anni. E allora come proteggersi? Evidentemente bisogna investirli questi 30.000 euro. Facciamo un esempio di investire in titoli di Stato, di uno Stato solido che offre il 2% medio di rendimento, con un rendimento pari al tasso di inflazione non si ha solo la copertura dell'erosione del potere di acquisto, ma non si ha un rendimento aggiuntivo. Per averlo bisognerebbe investire in altri titoli, possibilmente diversificando. Attenzione però che aumentando il rendimento c'è anche una correlazione, cioè il rischio aumenta degli investimenti. Adesso andiamo a vedere un attimino i dati aggiornati. Negli ultimi 20 anni questo è il grafico dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'Istat. Questo è l'indice a cui sono agganciate le rivalutazioni monetarie. Come vedete, nel senso, qua a parte il 2011 e il 2013, dal 2009 in poi siamo al di sotto del 2%. E in particolare quest'anno, che non è ancora concluso, il tasso è negativo, meno 0,4%, e segnala una leggera deflazione, cioè un leggero decremento dei prezzi. Adesso io vi lascerò queste slide, le slide saranno utili per i docenti, per gli studenti, e in fondo c'è una sezione di approfondimento in cui sono incorporati dei file Excel nel senso come oggetti, quindi basta che voi li aprite non in modalità presentazione, potete simulare e lavorare, quindi prendete spunto dai dati reali e divertitevi. Adesso arriviamo alle conclusioni. Dunque, è prioritario comprendere che l'inflazione erode il potere di acquisto del denaro e sapere come proteggersi. Quando si fa un investimento, stabilire la finalità dell'investimento, la propensione al rischio e l'orizzonte temporale, cioè la propensione al rischio bisogna vedere, devo decidere se investire in azioni più rischiose, obbligazioni, oppure anche in fondi pensione per garantirmi un adeguato tenore di vita quando finirò di lavorare. L'orizzonte temporale è fondamentale perché, ad esempio, in un investimento azionario non è indicato al breve periodo.
Comprendere che la relazione rischio-rendimento è positiva, cioè a un maggior rischio corrisponde un maggior rendimento, e i vantaggi della diversificazione. Sarebbe meglio non mettere tutte le uova nello stesso paniere in modo da ridurre il rischio. Quindi in questo semplice intervento avete visto come abbiamo applicato in modo molto semplice la matematica finanziaria, quindi è una cosa concreta, perché abbiamo applicato la matematica a scelte che riguardano il nostro denaro e il nostro futuro. Il messaggio con cui vi lascio è questo: ricordate, senza un'adeguata pianificazione finanziaria, nel senso, il tuo benessere peggiora, ma in generale senza adeguate competenze finanziarie peggiora il benessere dell'intera società. Vi lascio con queste ultime 2 slide. Questo è il ciclo virtuoso dell'educazione finanziaria, imperniato sulla scuola, perché è lì che bisogna dare l'infa, bisogna innescare queste competenze che poi si sviluppano nell'arco di tutta la vita. E vi lascio anche con quest'ultima slide, vedete come sia importante costruire un adeguato bagaglio di conoscenze economico-finanziarie per costruire un futuro solido. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi saluto, a presto. Rimango a disposizione naturalmente per gli interventi. Grazie professor Bolognesi, ha sottolineato un concetto direi quanto mai attuale in questo periodo, la connessione tra benessere individuale e benessere collettivo, quindi l'importanza di scelte informate, direi, proprio come diciamo, interesse anche generale. Allora, passo la parola ora alla professoressa Fozio per il suo intervento, che andrà appunto ad approfondire e a sviluppare alcuni temi trattati. Grazie, professoressa Fozio, prego. Allora, buongiorno ragazzi, ragazze e colleghi, io mi chiamo Stefania Pozio e attualmente lavoro presso l'Invalsi, sono la responsabile delle prove di matematica. E molti di voi, essendo a scuola, sanno bene cos'è l'Invalsi, avranno probabilmente fatto anche le prove di matematica, non mi vogliate male, cioè io sono la responsabile proprio di quelle prove che voi avete fatto. Spero che vi siano piaciute. Allora mi chiederete, ma come mai allora lei ora ci sta presentando l'educazione finanziaria? Perché io sono stata per tanti anni a scuola, ho insegnato matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado e ho avuto modo di lavorare in questa commissione per introdurre l'educazione finanziaria a scuola e mi sono davvero entusiasmata, perché come insegnante penso davvero che sia una bellissima materia da introdurre nella scuola, perché è importantissima. E io vi voglio adesso far vedere 3 esempi molto semplici. Vi pongo 3 problemini, diciamo, e vorrei che voi foste capaci, diciamo, di rispondere. Paolo, il dottor Sciascia, se voi mi date delle risposte alle domande che io vi farò, poi me le passa, in modo che io così posso discutere con voi, anche se il tempo non è tanto, però spero, diciamo, di riuscire un pochino a interagire con voi. Allora, vi pongo questa prima situazione molto semplice. Siamo al mercato. Voi sapete che al mercato le cose possono essere comprate al dettaglio. Io voglio comprare dei pomodori, se li compro al dettaglio ogni chilo mi costa 2,50 €. Se invece compro una cassetta da 10 kg, tutta la cassetta mi costa 22 €. Allora, secondo voi cosa conviene comprare? Allora c'è lui che dice conviene sempre comprare la cassetta di pomodori. Mentre invece c'è lei che dice io non sono affatto d'accordo, a me conviene invece comprarli al chilo. Ma secondo voi chi ha ragione? Allora, c'è qualcuno che vuole rispondere nelle domande live, così che il dottor Sciascia mi può passare le risposte? Nessuno? Paolo, non c'è nessuno che sta rispondendo. Allora sì, io sto monitorando le domande, devo dirvi che purtroppo non è semplicissimo, perché mi stanno arrivando anche alcune questioni tecniche. Quindi ok, va bene, allora vado. le persone che stanno seguendo sono molte, stiamo insomma a 700
700, diciamo, tra docenti, studenti che ci stanno seguendo, quindi non è un compito semplicissimo. Comunque, ecco, prego, se volete rispondere, ecco, cerco di filtrarle nei limiti del possibile. Sì, va bene. Allora intanto vado avanti io. Allora è chiaro che se facciamo un calcolo molto rapido, se io compro la cassetta, i pomodori mi costano 2,20 centesimi al chilo, no? Quindi è chiaro che mi costano di meno. Però è anche vero che se io compro la cassetta e poi vivo a casa, siamo, non so, soltanto 3 persone, prima che riesco a mangiare 10 kg di pomodori, i pomodori sono andati a male per la maggior parte diciamo, della quantità. Quindi alla fine io ho speso 22 euro, ma sarò riuscita a mangiare 2-3 kg di pomodori e quindi ho speso molto di più di quello che avrei speso se avessi comprato i 3 kg invece al dettaglio. Quindi non sempre quello che sembra un affare in realtà lo è. Quindi questo è, diciamo, la prima cosa da tenere in mente. Vi faccio quest'altro esempio. Allora, c'ho Davide che è cliente di una banca che si chiama Z Banca e riceve questa mail. Egregio cliente di Z Banca, si è verificato un errore sul server di Z Banca e i suoi dati di accesso via internet sono andati persi. Pertanto lei non può più accedere ai servizi bancari via internet, ma la cosa più grave è che il suo conto corrente non è più sicuro. Clicchi sul collegamento sottostante e si attenga alle istruzioni per ripristinare l'accesso. Le verrà chiesto di fornire i dati bancari per l'accesso via internet e qui c'è il link per accedere alla banca. Allora io vi chiedo, che cosa avresti fatto al posto di Davide quando se avessi, diciamo, ricevuto questa mail? Avresti risposto alla mail e avresti fornito i dati bancari per l'accesso via internet? Sì o no? L'altra è, avresti contattato la banca direttamente per chiedere ulteriori informazioni sul messaggio che hai ricevuto via mail? O infine, aspettate che mi si è bloccato il computer, wow, non so perché, scusatemi un attimo che devo capire perché mi si è bloccato. Mi si è bloccato, scusate, ma non riesco ad andare avanti. Non riesco ad andare avanti, non so che cosa è successo. Scusate. Aspettate un attimo, PowerPoint, ci sta, ok. Aspettate, provo a riuscire a rientrare, va? Scusate. Chiudo, rifaccio di nuovo. Vediamo se riesco a... Siamo qua, ok. La terza cosa è se il link è lo stesso dell'indirizzo del sito web della banca, avresti cliccato sul link e avresti seguito le istruzioni? Questo, diciamo, è una cosa molto importante perché adesso noi riceviamo spessissimo questi tipi di mail e questi generalmente sono delle truffe. Quindi bisogna stare molto attenti. Io so di persone anche della mia età, quindi persone che, diciamo, di una certa esperienza, che sono rimaste, diciamo, come si dice a Roma, fregate, nel senso che ingenuamente hanno cliccato sul link, hanno ridato tutti i loro dati e gli hanno preso diversi soldi dal conto corrente. Quindi queste sono cose che anche queste, voi direte cosa, perché anche questo fa parte dell'educazione finanziaria, cioè essere in grado di discernere quelle che sono le cose, diciamo, corrette, quello che ci arriva, i messaggi corretti che ci arrivano da quelli che invece possono essere pericolosi. Vi faccio un ultimo esempio adesso. Io ho una situazione di Chiara e dei suoi amici che hanno una casa in affitto, hanno lavorato tutti per 2 mesi, non si sono messi da parte soldi, però ogni mese ricevono lo stipendio, hanno appena ricevuto lo stipendio e vedono che vogliono fare una serie di cose.
devono per esempio acquistare la televisione via cavo, vorrebbero, devono pagare l'affitto e vorrebbero comprare anche dei mobili da giardino. Allora, quali fra queste cose che adesso io vi elenco richiede un'attenzione maggiore da parte di Chiara e dei suoi amici? Niente, oggi il computer non mi funziona. Scusate di nuovo. Niente. Non so perché si blocca, scusatemi. Aspettate, lo chiudo di nuovo e lo riapro, lo faccio così. Scusate, non so che cosa è successo. Allora, questo tanto immagino che lo vediate. Allora, comprare la TV è una priorità, o pagare l'affitto o comprare i mobili da giardino? Quali di queste tre cose secondo voi ha la priorità? È chiaro, la risposta qui è abbastanza scontata, è ovvio che prima di tutto dobbiamo pagare l'affitto, però non è scontata per tutti, anche questo fa parte, diciamo, di un atteggiamento responsabile nei confronti della gestione dei nostri soldi. Quindi vedete bene che adesso io appunto mi dispiace di questi problemi tecnici, comunque vi volevo soltanto dare 3 esempi di vita molto pratica che sono collegati a quello che sarà il vostro affrontare l'educazione finanziaria a scuola. Quindi buon divertimento, perché sono davvero certa che sarà una bellissima esperienza affrontare questa nuova materia. Grazie ragazzi e buon lavoro a tutti. Grazie allora professoressa Pozio, ci ha spiegato come l'educazione finanziaria, accanto a spiegarci quali siano i criteri per assumere scelte consapevoli, per diciamo, orientarci tra le nostre priorità, sia anche importante per difendersi dalle truffe, difendersi dalla disinformazione che è diciamo, piuttosto diffusa in questo contesto. Allora continuiamo i nostri approfondimenti. Ora la parola alla professoressa Lorella Carinali. Grazie Paolo, buongiorno a tutte e tutti voi. Allora io, come ha detto Paolo, sono Lorella Carinali e sono un'insegnante di matematica e fisica in un liceo scientifico milanese. Faccio parte di questa commissione dall'inizio. Ecco, io vorrei focalizzarmi su una cosa che i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto hanno letto tra le righe, sul processo decisionale. Noi in ogni istante, pensate che c'è una statistica che dice che in ogni giorno noi decidiamo 3.500 volte. Allora io vi faccio questa domanda. Voi siete proprio sicure e sicuri che le decisioni che voi prendete siano realmente vostre e non condizionate? Ecco, questa è la domanda che vi faccio ed è anche il senso di perché questa disciplina deve diventare parte di voi e quindi anche parte di noi. Faccio partire un attimo la presentazione. Quindi sul processo decisionale tenete presente che molti di voi dovranno decidere, no? Alla fine della scuola quale percorso fare dopo. Siamo proprio qui a Job Orienta. Voi docenti dovrete aiutare come me, no? Come faccio anch'io, a scegliere la strada giusta. Oggi un pensiero va anche alla giornata contro la violenza sulle donne e di genere. Bisogna decidere anche le azioni da fare, quello che anche a noi donne interessa sapere per avere un'autonomia decisionale e di vita. Ecco, partendo da questo vi voglio
voglio fare questo esempio per farvi capire quando a volte noi siamo invece condizionati senza accorgersi. Questo è un esempio che fa Daniel Kahneman nel suo libro. Siamo negli Stati Uniti. Un individuo viene descritto da un vicino di casa in questo modo. Steve è molto timido e chiuso, sempre disponibile, ha però scarso interesse per le persone o il mondo della realtà. Anima mite e precisa, ha bisogno di ordine e struttura e una passione per il dettaglio. È più probabile che sia un agricoltore o un bibliotecario. Se rispondete distinto, perché la maggior parte delle volte poi noi non abbiamo tempo a volte per riflettere, quindi dobbiamo aver incorporato delle cose, io sono sicura che se ci fosse la chat che tutti, quasi tutti, risponderebbero un bibliotecario. Come fanno, questo è un esperimento che è stato fatto, bene, in realtà tutti rispondono a questa domanda con un bibliotecario tranne i matematici. Perché tranne ad esempio i matematici? Perché loro si focalizzano su è più probabile. Mentre noi ci siamo focalizzati, come dice Daniel Kahneman, sul concetto di somiglianza. L'anima mite ci faceva venire in mente la figura, lo stereotipo del bibliotecario. Bene, mentre i matematici cosa vanno? Vanno sulla domanda e ci vanno in modo automatico, è più probabile. Ecco, quel più probabile, come voi sapete, la probabilità nella sua accezione assiomatica, il numero dei casi favorevoli sul numero dei casi possibili, no? Lancio dado perché venga 2 è una probabilità su 6. Beh, se noi facciamo un'indagine, vediamo Steve è uomo, quindi che ci sono in America c'è un bibliotecario uomo ogni 20 agricoltori. Ecco, quindi qual è la probabilità maggiore? È che Steve sia un agricoltore mite. Ecco, davanti a questa cosa noi dobbiamo pensare che la decisione è nostra. Allora, i matematici lo fanno perché? Perché hanno introiettato nel loro modo di essere questo. Se no pensate, voi date una risposta pensando di fare la cosa corretta per voi, fatela in generale, e invece date una risposta non corretta. Daniel Kahneman che cosa ci dice? Daniel Kahneman, cercherò di andare veloce perché non ho molto tempo, ma vi voglio fare una sollecitazione in modo che voi ne troviate proprio il senso del perché studiare l'educazione finanziaria, ma proprio per noi stessi, per la vita proprio di tutti i giorni, al di là delle cose importanti dell'acquistare casa e pianificare proprio anche i propri utili. Daniel Kahneman è uno psicologo, premio Nobel dell'economia del 2002 e si è occupato di teoria delle decisioni. Bene, Daniel Kahneman ci dice che quando noi decidiamo esistono 2 sistemi di pensiero che si attivano. Il sistema 1, che è quello che ci ha fatto, che è velocissimo, però è stereotipato e va al ricordo, quello quando si dice parla alla pancia, e quello che ci ha dire è un bibliotecario, perché l'immagine è quella del bibliotecario. Il sistema 2 invece Daniel Kahneman ci dice che è quello logico, razionale, educato ed educabile, ma lento. E quindi noi dobbiamo fare in modo che questo sistema 2 diventi sempre più veloce, anche se non lo sarà mai. Proprio perché, come ci dice lui, noi agiamo in maniera associativa. Invece noi dobbiamo essere in grado di fare più cose
in una volta sola, cioè verificare se le decisioni che abbiamo preso siano corrette o meno. Ecco, l'educazione finanziaria ci può permettere di far sì che questo diventi parte nostra e quindi questo processo decisionale sia sempre nostro. Chiudo anche facendovi vedere questo esempio ancora di bias, cioè di stereotipo cognitivo negativo. Una mazza da baseball e una palla insieme costano 1,10 euro. La mazza costa 1 euro più della palla. Quanto costa la palla? Allora, da Quito, se ci pensate, tutti dicono 10 centesimi. La risposta è sbagliata, ma se avete fatto questa risposta sbagliata, state pur tranquilli che siete nell'80% delle persone, perché il vostro sistema 1, intuitivo e veloce, ha dato che la risposta che gli sembrava più ovvia. Ecco, Daniel Kahneman ci dice proprio questo: il sistema 2 non sarà mai così tanto veloce, però può riuscire a controllare le risposte che ci dà il nostro sistema 1. Ecco, la risposta corretta è 5 centesimi e se ci provate a fare due conti, quindi il sistema 2 ha detto alt, giusto? Pensateci, perché ci possono comunque ingannare, finisco così, siete al cinema, andate a prendervi i vostri popcorn, adesso purtroppo non lo possiamo più fare, trovate contenitore piccolo 3 euro, contenitore grande 7 euro. La maggior parte delle persone prende quello di 3 euro, perché dice è sproporzionata, no, la cifra. Allora i venditori cosa fanno? Io vi ho messo sotto il link perché quello è un link dei venditori che danno consigli sul proprio, vedete, come marketing, come posso dirvelo, fregarvi, cioè non fregarvi, per condizionare, usare il pensiero di Kahneman per condizionarvi. E quindi che cosa fanno? Ci mettono un intermedio, allora su 6,50 euro, allora noi diciamo vabbè, invece di prendere, guarda com'è un po' più piccolo, quello è 7 euro per 50 centesimi, posso avere uno che è quasi doppio, bene, allora io mi prendo quello grande e nessuno più guarda il 3 euro. Se voi vi siete allenati, avete introiettato tutte le considerazioni che farete in educazione finanziaria, nessuno più vi potrà fregare. Quindi concludo così. Grazie professoressa Carimani, davvero molto interessante. Beh, insomma, quando torneremo al cinema, prima di prendere i popcorn, faremo delle riflessioni molto attente a questo punto. No, grazie, insomma, ecco, quindi l'educazione finanziaria come studio che ci aiuta anche a capire i meccanismi del nostro processo decisionale. Quindi davvero insomma, uno studio completo, uno studio che ha tanti spunti di interesse. Allora, diciamo con la professoressa Carimani chiudiamo gli interventi dei nostri relatori e cedo la parola alla dottoressa Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria della Banca d'Italia, per le conclusioni sulla base della sua lunga esperienza nel settore. Grazie, dottoressa Bianco. Grazie Paolo, grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo, ai ragazzi, ai docenti, è un'occasione bellissima. Come diceva Paolo Sciascia, io mi occupo sia di tutela dei clienti che di educazione finanziaria. Solo una parola su questo, perché crediamo che le due cose vadano insieme molto strettamente. L'educazione finanziaria è una competenza che serve a tutti noi, ma che aiuta anche noi che cerchiamo di difendere i consumatori, di difendere i clienti, quando, in questo caso, quando acquistano dei prodotti dalle banche, perché li aiuta a fare scelte più avvedute e quindi aiuta noi a fare meglio questo mestiere.
Allora, abbiamo sentito già quasi tutto, abbiamo sentito tanti esempi del perché oggi è importantissimo avere delle competenze finanziarie di base. L'abbiamo visto per tante scelte individuali quotidiane, tanti esempi sono stati fatti, ce ne sono tanti altri possibili. Immagino che molti di voi ragazzi usino le carte prepagate, sapere come funzionano, i rischi che si corrono, le possibili truffe è fondamentale. Qualcuno di voi forse ha comprato, ha provato a comprare Bitcoin, che cosa sono? È uno strumento utile, come funziona? Comprare online, l'abbiamo fatto tutto, come si fa in modo corretto, come evitiamo i rischi, le truffe. Abbiamo sentito veramente tanto del perché ormai qualunque cosa facciamo, ogni giorno ha una componente di educazione finanziaria importantissima. Però oggi siamo ad Job Orienta, quindi si parla del futuro dei ragazzi. Allora anche per questo è molto importante avere qualche competenza finanziaria di base, perché ci aiuta a mettere insieme le nostre preferenze, i nostri orientamenti per il nostro futuro con le richieste, la complessità dell'esterno e cercare di aggiustarle, di mettere insieme e quindi di fare le scelte più utili per essere davvero soddisfatti, direi proprio felici nel futuro. C'è un'ultima cosa che secondo me è molto importante, che pure è stata accennata. Oggi per essere dei cittadini attivi e consapevoli, per fare delle scelte di cittadinanza, addirittura anche quando votiamo, è importante capire alcuni concetti economico-finanziari. In questi giorni credo che tutti, leggendo i giornali o sentendo i telegiornali, le notizie, anche i social, avete sentito parlare del debito pubblico che sta crescendo tantissimo e qualcuno propone di cancellarlo. Ma si può cancellare il debito pubblico? Che cosa vuol dire? Oppure avrete sentito parlare di questo termine, il recovery fund, questi fondi che l'Europa ci mette a disposizione di tutti i paesi. Allora capire, non entrarci dentro, ma capire gli elementi di base di questi concetti ci aiuta a capire anche il dibattito sociale che si svolge per il nostro paese e quindi appunto a fare delle scelte più corrette quando entriamo nel mondo reale. Una cosa vorrei dire, parlare di denaro a scuola, quindi parlarne presto è importante e vorrei sgombrare un po' il campo dalla preoccupazione che parlare di denaro sia un po' poco etico, parlarne con i bambini, parlarne con i ragazzi. Attenzione, quello che facciamo, quello che vogliamo fare, che avete sentito oggi, ovviamente non è rendere esperti con le finalità speculative, con l'obiettivo di approfittare della competenza finanziaria per passare dalla parte, tra virgolette, dei cattivi, ma acquisire degli strumenti di base, dei meccanismi per comportarci correttamente. La professoressa Garimali ci ha spiegato le trappole di cui spesso siamo vittima e quindi non ci consentono di fare le scelte che corrispondono ai nostri veri desideri e quindi ci consentono di vivere meglio, ma anche, se siamo più avveduti, di far funzionare meglio i meccanismi economici al di fuori di noi. Quindi ha una funzione importantissima per tutta la nostra vita. E l'ultima cosa che voglio dire, ma ve l'hanno già di fatto mostrato i 3 insegnanti, è difficile o noioso? No, nessuno dei due. Non è né difficile né noioso. Può essere semplice, semplificato, comunicato e può essere divertente. Vorrei solo accennare, e questo è più per gli insegnanti, al fatto che con il comitato per l'educazione finanziaria di cui faccio parte, che è coordinato da una luminare dell'educazione finanziaria che è la professoressa Anna Maria Lusardi, abbiamo provato a costruire queste linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola e a questo percorso hanno contribuito tutte le persone che hanno parlato prima di me con sicuramente competenze molto maggiori delle mie per capire come ci si inserisce nel mondo della scuola e nel mondo dell'educazione. Ecco, queste linee guida sono un aiuto per tutti gli insegnanti e possono diventare una base per l'inserimento all'interno degli stessi curricula. E noi speriamo anche per affiancarci all'educazione civica, che adesso diventa parte dei programmi, perché noi pensiamo che l'educazione finanziaria sia una componente essenziale dell'educazione civica, come vi dicevo, della cittadinanza attiva.
Ecco, la professoressa Lusardi, quando parla dell'educazione finanziaria, dice che è una visione per il futuro. Ecco, questo futuro è qui e quindi dobbiamo davvero attrezzarci e farlo urgentemente. Grazie davvero a tutti. Grazie dottoressa Bianco. Allora, ecco, siamo arrivati a conclusione del nostro incontro e io purtroppo devo dirvi che da un punto c'è probabilmente un problema tecnico che mi impedisce, che mi ha bloccato le domande che non stanno andando avanti da un po'. Paolo. Prego, ecco, Francesco. chiedo alla regia se... Scusami Paolo, sono Francesco, ho controllato le domande. Sì. C'è una domanda tecnica che ci chiedono se poi il materiale sarà a disposizione sia delle persone che hanno partecipato che delle altre persone. In generale ho letto molte risposte per quanto riguarda la parte introduttiva, quindi la presentazione da parte dei professori, e soprattutto alle domande fatte dal professor Bolognesi c'è stata una grande partecipazione e fanno i complimenti. Io magari inviterei, anche se ci sono altre domande da fare successivamente, a veicolarle tramite te oppure tramite anche il comitato. Comunque ringrazierei a tutti per la partecipazione. Certamente, sì, io rinnovo la disponibilità già fornita dal nostro direttore generale nell'intervento iniziale, la disponibilità della direzione generale del Ministero e anche sì, come rappresentante del comitato penso insomma, di poter rinnovare la disponibilità anche del comitato a dare qualunque forma di spiegazione e approfondimento. No, ecco, dicevo, purtroppo le domande, ecco, chiedo alla regia se loro riescono a vedere le domande che da poco dopo l'avvio dell'incontro si è proprio bloccato il sistema, quindi mi sono accorto che non scorrevano più, quindi ecco, non riesco a ultimare il mio compito di moderatore di veicolare le domande ai relatori, e in effetti ho visto delle risposte ai quesiti posti, ecco, soprattutto nel primo intervento adesso Bolognesi, ho visto che ci sono numerosi partecipanti, insomma stiamo attorno ai 700 eventi, però ecco, a un certo punto purtroppo si è bloccato. La regia se è riuscita ad avere le domande, se ce le può dare, che velocemente le possiamo valutare e rispondere insomma ad alcuni campioni, però ecco, chiedo alla regia perché davvero purtroppo io insomma, per me è bloccato e quindi non ne ho vista nessuna che non fosse qualche domanda tecnica, che chiaramente insomma non è questa la sede per rispondere. Regia? No, allora... Paolo, sì. Magari volevo collegare io all'ultima slide della dottoressa Bianco. Giustamente per interpretare la realtà è importante, quando si parla del debito pubblico si sente sempre la parola spread, no? Spread in sostanza che cos'è? È il differenziale di rendimento tra i titoli, i BTP italiani e i Bund tedeschi con scadenza 10 anni. Quindi vediamo quanto di interesse paghiamo noi italiani sui prestiti che lo Stato chiede rispetto alla Germania. Sostanzialmente quella Germania perché ha dei conti diciamo pubblici più in ordine rispetto ai nostri. E poi un'altra cosa, volevo dire, attenzione quando si parla del debito pubblico, perché spesso si guarda la misura relativa, cioè si rapporta il debito pubblico al PIL, per vedere se il debito cresce in relazione a quanto cresce l'economia. Quindi a volte, nel senso, se diminuisce il PIL perché c'è una contrazione economica, è chiaro che aumenta questo rapporto dal punto di vista matematico. Quindi vedete che questi strumenti sono molto utili per interpretare la realtà. Quindi volevo cogliere l'occasione per spiegare e dare anche questi suggerimenti, ragazzi. Grazie. Grazie professore. Sì, allora, ecco, la regia mi manda in questo momento una richiesta, più che una domanda direi una richiesta di approfondimento.
ecco, sul Recovery Fund e sulla politica monetaria italiana. Forse la dottoressa Bianco. Assolutamente, diciamo, sono entrambi due temi importantissimi oggi per decodificare la realtà, perché appunto sentiamo spesso parlare, prima sentivamo molto spesso parlare del presidente della BCE Mario Draghi, ma anche oggi sentiamo spesso parlare dell'attuale presidente Christine Lagarde. Allora, cosa significa quando una volta alla settimana, perché loro si riuniscono una volta alla settimana, c'è questa conferenza stampa in cui la presidente Lagarde dice che cosa hanno deciso, per esempio, sui tassi di interesse che guidano poi i comportamenti di tutte le banche dell'Europa, oppure quando decidono qualcosa su queste misure che chiamano oggi quantitative easing, cioè distribuzione di liquidità messa a disposizione del sistema finanziario, che sono misure importantissime perché hanno accompagnato il periodo della crisi e si accompagnano ad altre misure economiche nel consentirci di gestire appunto le nostre economie in un contesto molto molto complesso. Il Recovery Fund è uno strumento europeo su cui l'Europa si è accordata o si sta accordando per sostenere un periodo di crisi enorme di tutti i paesi di tutto il mondo, e qua naturalmente parliamo dell'Europa, per accompagnarli appunto in un periodo in cui però ci sono state differenze tra i paesi in termini di reattività dell'economia alla crisi. Per esempio l'Italia è stata più colpita perché ha avuto un impatto iniziale fortissimo, ha dovuto chiudere tutto e quindi l'economia ha sofferto moltissimo, altre un po' meno, e quindi questo strumento europeo dovrebbe servire a finanziare i singoli paesi nei loro progetti di ristrutturazione delle economie in vista dell'uscita dalla crisi. Però capire qualche cosa di come funziona, e se voi leggete i giornali ci sono tanti commenti, posizioni diverse su come i nostri singoli governi dovrebbero fare uso di questi fondi, e quindi appunto capire qualche cosa di come funzionano questi strumenti ci consentirebbe anche di valutare noi stessi cosa ne pensiamo. C'è una domanda che riguarda il percorso universitario e l'educazione finanziaria. Non so se Paolo vuoi intervenire. Sì, ci chiedono se ci sia un percorso universitario che analizza il tema dell'educazione finanziaria e quali sbocchi lavorativi potrebbe avere. Allora, forse il professor Bolognesi vuole rispondere a questa domanda. Io se posso lascio ad Alessio la risposta più precisa ma specifica. Sì. L'educazione finanziaria interessa a tutte noi e soprattutto a voi ragazzi che dovrete riprogettare tutta l'Italia, tutta la nostra situazione. Ecco, come diceva la dottoressa Bianco, per decidere bisogna avere delle competenze alte, devono essere delle competenze proprio sedimentate. Tenete presente come giocatore di scacchi, no? Il campione, che non so come si chiama, passa tra dei contendenti che sono sì bravissimi, a un certo punto dice cavallo, regia, scaccomatto. Come fa a far questo? Ha fatto sì che quella tecnica, tutta quella sapienza sia diventata parte. Ecco, quando voi vi troverete davanti a dover decidere per voi o per votare o per capire quello che la televisione vi dice, come giustamente sul Recovery Fund, non dovete metterci 70 anni, dovete capire secondo la vostra idea qual è la cosa più importante, se è corretto ciò che vi stanno dicendo e quale decisione prendereste, perché veramente il futuro è vostro e questa Italia la ricostruirete voi. Ecco, io vorrei dare anche questo messaggio positivo di essere imprenditivi, visto che siamo job oriented. Scusami Alessio se... Figurati Lorella, no? Io ho colto in questa domanda, forse i ragazzi hanno perso diciamo,
il focus del nostro intervento, cioè l'educazione finanziaria serve a tutti i cittadini per tutta la vita, per prendere delle scelte migliori. Quindi non esiste la facoltà universitaria di educazione finanziaria, è un bagaglio culturale che si inizia a costruire dalle elementari per tutta la vita, perché ci aiuterà per sempre. E quindi non ragionate sempre in termini di occupabilità, di spendibilità, cioè io faccio educazione finanziaria perché cosa ci guadagno in termini di profitto e in termini di occupabilità. No, il guadagno è che nel senso il tuo benessere familiare nel senso aumenta perché assolutamente tu sai assumere delle scelte ben ponderate e non orientate al breve periodo, come ho cercato di dimostrare negli esempi semplificati. Tutto qui. Ragazzi, vi serve. Grazie. Allora, intervengo solo per una informazione tecnica. Allora, per quanto riguarda la richiesta di materiali, ecco, ci siamo consultati brevemente. Io direi che diciamo, possiamo dare un aiuto qui dalla direzione del Ministero. Quindi, allora, per gli ascoltatori, la mail è dgsip, Domodossola Genova, Savona Imola Palermo, chiocciola punto dgsip.ufficio 3 a numero, chiocciola istruzione.it. Ecco, questa è la mail del nostro ufficio e vi possiamo poi girare i materiali. Allora, mi sembra che siamo arrivati a conclusione del nostro incontro. Non vedo altre domande inoltrate dalla regia, quindi penso possiamo chiudere. Io ringrazio moltissimo i relatori per questa mattinata e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, e con l'auspicio davvero di poter rifare presto degli incontri in presenza, in modo tale, insomma, ecco, da poterci poi conoscere anche personalmente con docenti, studenti che sono interessati a questo tema che stiamo curando con così tanta attenzione. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie ancora. Buona giornata a tutti, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, buongiorno.